Vincendo in volata il 36esimo Giro di Toscana, Guido Carlesi è passato al comando della classifica generale del campionato italiano. Carlesi, che nel Giro del Lazio era arrivato terzo, ha totalizzato 35 punti, contro i 32 di Diego Ronchini, che, come già a Frosinone, anche oggi ha conquistato il posto d'onore. Nino De Filippis, vincitore della prima prova, è oggi settimo e terzo in classifica con 31 punti. 127 i corridori che hanno preso parte al Giro di Toscana, disputato su un percorso di 262 km, quasi totalmente pianeggiante. Il campionato si concluderà mercoledì con la disputa del Giro del Piemonte. Ormai in lotta per il primato sono rimasti, salvo imprevisti, Carlesi, Ronchini e De Filippis. Gastone Nencini è stato uno dei protagonisti della gara. Il corridore toscano è andato in fuga all'80° chilometro con Barale, Brugnami, Manzoni, Trapè, Casati, Battistini e Balmamion. È stato questo l'unico episodio di rilievo della giornata. I fuggitivi, rimasti al comando per 150 km, sono stati raggiunti prima di Calenzano. Proprio alle porte di Firenze ha tentato di andarsene Pellegrini, ma il gruppo ha reagito prontamente. Al velodromo delle Cascine per la volata conclusiva si sono presentati 77 corridori. Subito dopo l'arrivo il gruppo sportivo di Ronchini ha presentato il reclamo per danneggiamento sull'ultima curva. La giuria lo ha respinto. Successivamente Pezzi, direttore sportivo di Ronchini, ha presentato un nuovo reclamo alla commissione tecnica. Ed ecco il contrastato finale. Guido Carlesi vince davanti a Ronchini. Terzo è Liviero, quarto Magni, quinto Pellegrini, sesto Benedetti e settimo